Onorevole Granata, parliamo di questo suo passaggio, adesione a Fratelli d'Italia. Come mai e cosa l'ha spinta a questa scelta? Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il commissario provinciale, l'amico Lillo Pisano e tutti gli amici del partito di Fratelli d'Italia, non solo a livello provinciale ma anche a livello comunale, il segretario del partito Gero Drago, per l'accoglienza che hanno riservato a me e ai miei amici. Per me rappresenta un momento importante, un ritorno a casa, in quella che è la mia casa politica. Dopo lo scioglimento di Alleanza Nazionale c'è stata da parte di tutti gli amici che si riconoscono nelle posizioni di una destra moderata, di una destra di governo, un attimino di disorientamento. In Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni oggi troviamo il nostro punto di riferimento importante per dare il nostro contributo all'affermazione e alla crescita politica della destra di Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento. I suoi progetti futuri in merito, si parla di, non so, prossime eventuali candidature, ecco, quale sarà il suo impegno fattivo anche per la nostra provincia? Il mio approccio oggi vuole essere quello di mettermi a disposizione di un'idea. Io sono uomo di partito e intendo fare crescere il mio partito, che è Fratelli d'Italia, in qualsiasi ruolo e prospettiva essa sia. In questo momento noi dobbiamo cercare, con Lillo Pisano, che è il commissario provinciale, insieme a tutti gli amici e alla classe dirigente radicata nel territorio, contribuire all'affermazione di questo partito. È un partito che rappresenta in questo momento l'unica opposizione a questo governo Draghi, che ha preso delle misure che sono assolutamente non coerenti rispetto a quelle che sono le esigenze volute dagli italiani. L'ultima finanziaria, voglio evidenziare alcuni aspetti che sono importanti, per esempio il bonus bebè, che è stato inglobato in questo assegno unico sul quale bisogna vedere se è veramente rispettoso di quelle che sono le esigenze di tutti i nuclei familiari. Ma ancora, a quanto pare, la gestione della pandemia è legata per esempio all'aspetto che la quarantena probabilmente non viene riconosciuta come malattia dall'INPS, quindi vi sono la riduzione della moneta circolante sino a 1.000 euro, una serie di provvedimenti che vanno contro al ceto medio. E quindi per questo devo dire che anche l'atteggiamento coerente che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno assunto a livello nazionale mi induce a ritornare a sposare con grande entusiasmo le battaglie politiche della destra in provincia di Agrigento, per fare in modo che anche in provincia di Agrigento il partito di Fratelli d'Italia possa affermarsi come primo partito della coalizione. Un partito che cresce oggi con un'importante adesione, quella dell'onorevole Granata, cosa di non poco conto. Certo, Fratelli d'Italia cresce provincia di Agrigento, l'adesione di Giancarlo Granata è un'adesione di grande qualità, è un'adesione di un uomo che viene dalla destra e che naturalmente il suo percorso politico è riconosciuto a tutti. È un percorso di grandissima qualità che rientra Fratelli d'Italia per costruire assieme a me, assieme a altri componenti della segreteria provinciale, il partito in provincia di Agrigento. Naturalmente ci avviciniamo per le regionali, la lista di Fratelli d'Italia sarà una lista abbastanza competitiva, dove ci saranno varie estrazioni politiche all'interno del gruppo, soprattutto territoriale e provinciale, dove andremo a concorrere per il seggio all'Ars. Un orientamento circa la candidatura di Musumeci? A oggi diciamo che siamo fermi a degli accordi che verranno fatti a livello nazionale, e poi naturalmente i partiti dovranno decidere se continuare questa esperienza con il Musumeci bis, oppure naturalmente sempre nell'ambito del centrodestra ci sia un candidato, diciamo, di unione di tutto il centro. Siamo con Gero Drago, segretario del circolo di Canicattì. Parliamo di questa adesione che massicciamente avviene al partito di Meloni di Fratelli d'Italia qui ad Agrigento oggi nella segreteria, con la presenza di Lillo Pisano. Sì, Fratelli d'Italia è un partito in grande espansione, è il grande lavoro di Giorgia Meloni, di tutta la classe dirigente nazionale, regionale,
territoriale sta facendo sì che tanti operatori politici territoriali appunto vedano di buon occhio il nostro partito. L'entrata, l'adesione di Giancarlo Granata in Fratelli d'Italia è la dimostrazione di come Fratelli d'Italia appunto diventa attrattivo per operatori politici che hanno dimostrato enormi capacità di avere anche consensi territoriali, e quindi diventa un valore aggiunto per la nostra realtà. Ci sono adesioni anche a livello comunale di Canicattì. Canicattì è una città grossa, per cui diciamo è ampia la partecipazione. Qualche nome gentilmente? Esattamente, insieme a Giancarlo aderiscono anche dei consiglieri comunali, in particolare avremo il piacere di ospitare alla nostra casa Giuseppe Lalicata, che è un consigliere neoeletto, che si va ad aggiungere a Daniela Marchese Ragona, che abbiamo appunto eletto nell'ultima tornata elettorale. Un partito, ricordo, Canicattì, che già ha espresso un risultato eccezionale, quello dell'8% alle ultime amministrative, che grazie anche a questa adesione diventerà ancora più forte, ancora più radicato, e naturalmente l'obiettivo è quello di continuare a far aderire, a mettere in condizioni chiunque voglia avvicinarsi al nostro